Questa sera con il CESMAR parliamo di Armenia e parliamo di Caucaso. Può sembrare un tema un po' lontano, un po' poco scottante, con tanti eventi del mondo contemporaneo che ci premono alle porte. In realtà il Caucaso e la stessa Armenia sono un perno geopolitico straordinario, come ci spiegheranno l'ammiraglio Domini da un punto di vista militare e il professor Baykar Zvaslian, presidente degli armeni italiani, da un punto di vista culturale, storico, complessivo. Capire l'Armenia, capire perché il recente conflitto nell'Artsakh, nel Nagorno-Karabakh, è stato dimenticato da tutto l'Occidente per motivazioni economiche, vuol dire capire che dobbiamo qualche volta interrogare anche le nostre coscienze sulla geopolitica e non soltanto lasciarci portare dagli opportunismi dettati dalle esigenze di materie prime, di gas, di petrolio, e che dimenticano invece le radici di identità cristiana, in questo caso specifico, che ci legano a paesi lontani che meriterebbero la nostra solidarietà. Noi questa sera cercheremo di dare un po' di solidarietà e di condivisione al popolo armeno. Grazie.